Inizia nel 2013, Lisa viene diagnosticata distrassica, vuol dire che ci vede, ci sente ma non parla. Grazie alla fortuna di aver trovato dei bravissimi medici mi viene proposto a 5 anni la lingua dei segni. Da lì inizia il mio percorso di battaglie, di confronti e forse a volte di scontri, però alla fine siamo arrivati a un bellissimo obiettivo. Ovvero quello di far entrare la lingua dei segni nelle amministrazioni pubbliche, nelle cooperative sociali, nelle scuole. Lisa oggi frequenta la prima media. La mamma, che abbiamo conosciuto per anni, ha bussato a tante porte senza mai arrendersi, cercando di colmare per quanto possibile il gap che c'era tra la figlia e il mondo esterno, sapendo che l'unico modo sarebbe stato quello di rendere più diffusa la lingua dei segni. Lisa arriva dall'adozione, aveva 3 anni, quindi già dai 3 ai 5 noi abbiamo perso quel tempo che non recupereremo. Lei però è forte, ci ha dimostrato che grazie alla lingua dei segni parla, sorride, comunica, impara ad apprendere. Lo spunto parte da lei, poi arriva il sì dell'ULSS che crede nel progetto. Nella partita entrano Provveditorato agli Studi, Conferenza dei Sindaci e Asco Piave che materialmente finanzia il progetto. 2 corsi di lingua dei segni per operatori sanitari, dipendenti delle cooperative e pubblica amministrazione. I sindaci e i loro assessori unitamente lo faranno proprio per questo spirito di collaborazione che è nato insieme e di volontà di squadra, di cercare di seguire insieme una proposta che viene data dall'azienda sanitaria, in questo caso dal territorio, per essere più fattivi e collaborativi anche con i nostri cittadini, anche con i più piccoli. I corsi sono realizzati in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia.